Non ci credevamo più veramente, era qualcosa che già avevamo abbandonato, invece grazie all'amministrazione Balsamo e tutti assolutamente che l'hanno voluto fortemente questo nostro contratto, ci hanno lavorato alacremente, si sono impuntati affinché oggi accadesse quello che sta accadendo e noi non possiamo che dire grazie, grazie, grazie. Abbiamo stabilizzato 15 ASU nelle varie categorie, ognuno non per quello che aveva come categoria A, B o C, ma il rapporto dell'attività lavorativa realmente svolta. E quindi abbiamo stabilizzato a prescindere da quella che era la categoria formale. Quindi una categoria A è stata stabilizzata a categoria C praticamente perché realmente svolgeva quell'attività e quindi gli è stata garantita. Così come anche gli altri. Le categorie D, 2 assistenti sociali, che non avevano questa qualifica, gli è stata riconosciuta perché di fatto negli anni e nel tempo avevano dato questo servizio. Quindi oggi siamo ben lieti, grazie al lavoro svolto dal dottore Menicapilli, dalla dottoressa Moricche, dagli altri dipendenti comunali, colleghi degli stabilizzanti, oggi si arriva a sottoscrivere un contratto che fa uscire dal precariato e il nostro augurio è che il prossimo passo sia quello di portarli a tempo pieno alle 35 ore e non l'attuale rapporto di lavoro che è a tempo parziale